guida sarà Storie dai giornali al palcoscenico, un tema che ci è stato proposto da Chiara Boscaro e Marco Di Stefano della Confraternita del Chianti, che sono stati con noi in occasione dell'appuntamento di dicembre. A chi non ha seguito lo scorso incontro, ricordiamo che può trovare le registrazioni di quel giorno, come di tutte le edizioni passate di Storie sul Pezzo, sulla pagina dedicata all'interno del sito di Matearium. Ecco, adesso Viviana dovrebbe linkarvi la pagina proprio dedicata agli appuntamenti, no, di Storie sul Pezzo. Come sempre ringraziamo il progetto Mulino Nicli, spazi creativi per macinare idee, che ci permette di realizzare anche questa edizione. Bene, direi che possiamo iniziare. Come sempre registreremo l'appuntamento e quindi vi chiediamo di tenere le vostre videocamere e i vostri microfoni spenti. Anche questa sera vogliamo proporvi 2 letture di teatro che partono dalla cronaca e arrivano, come vedremo, nel cuore di personaggi davvero speciali. Come abbiamo inteso il tema di questa sera, dai giornali al palcoscenico? Abbiamo scelto 2 testi che trattano come tema principale la guerra, anzi 2 guerre. Sono 2 guerre lontane, geograficamente, da noi, la guerra nei Balcani e la guerra in Afghanistan. Sono 2 guerre di cui abbiamo letto sui giornali, che la maggior parte di noi ha vissuto marginalmente, e la cosa ricorda tristemente le guerre in atto oggi. L'autore e l'autrice che vogliamo raccontarvi hanno scelto su queste 2 guerre, orribili come tutte le guerre, un punto di vista capace di renderle vicine a noi, di comprenderle, comprendere la guerra attraverso la vita dei personaggi. Sono guerre vissute dalle donne, il teatro ci rende partecipi di esperienze di dolore che noi non abbiamo vissuto e ci permette di avvicinarci a qualcosa quindi di lontano. Apre per noi delle finestre su vissuti che altrimenti resterebbero inevitabilmente invisibili. I testi sono La donna come campo di battaglia di Matej Wisniewicz e Mio eroe di Giuliana Musso. Entrambi i testi raccontano la guerra da un punto di vista particolare. Il punto di vista che viene portato in scena è quello delle donne. Abbiamo scelto questo particolare punto di vista per un motivo specifico, preciso, che avremo il piacere di condividere poi. Sono guerre, si diceva, vissute dalle donne. Questi testi raccontano la guerra da questo particolare punto di vista, no, dei personaggi femminili. Nel testo di Wisniewicz ci sono una giovane donna che ha subito violenza durante la guerra in Bosnia e una psicologa statunitense che si occupa della sua guarigione. Mentre nel testo di Giuliana Musso vediamo 3 donne, 3 madri che hanno perso i loro figli nella guerra in Afghanistan. Io direi che possiamo iniziare proprio con il testo di Wisniewicz, La donna come campo di battaglia. Viviana. Allora, adesso vi condivido innanzitutto, come sempre, le indicazioni del testo, che è reperibile, è stato pubblicato e tradotto in italiano, e dunque, eccoli qui in condivisione. La donna come campo di battaglia di Matej Wisniewicz si trova in Drammi di resistenza culturale e contiene I cavalli alla finestra, è appunto il testo che abbiamo scelto per stasera, La donna come campo di battaglia, edizione Titi Villus del 2009. Dunque, questo testo è stato scritto, è del 1996, quindi diciamo che la pubblicazione è stato tradotto parecchio più tardi in italiano rispetto alla sua nascita. Il drammaturgo Matej Wisniewicz è un drammaturgo rumeno e quindi è particolarmente vicino e sensibile alla tematica del conflitto nei Balcani, come vedremo. Parliamo un po' in generale della scrittura di questo autore. È
È uno scrittore che è stato molto prolifico, ci sono tanti, ha scritto teatro ma anche narrativa, e per il teatro troviamo dei testi come per esempio anche Cavalli alla finestra, che è quello che è presente in questa edizione, in cui potete trovare anche La donna come campo di battaglia, testi molto simbolici, quindi sono connotati da una cifra fortemente simbolica. Ricordiamo che Wisniewicz scrive anche negli anni '80, quindi in un contesto in cui in Romania c'era una fortissima censura e quindi rendeva necessario questa condizione, una scrittura fortemente simbolica. Invece ci sono degli altri testi che sono più realistici, come per esempio questo di cui parleremo oggi, La donna come campo di battaglia, che vede appunto che è un testo fondamentalmente realistico, con delle parti diciamo più in cui le due protagoniste, i due personaggi, gli unici due personaggi in scena, parlano direttamente al pubblico e raccontano anche raccontano della guerra, raccontano insomma riportano dei fatti anche più di tipo documentario, insomma. Vediamo la foto di scena. Dunque, una foto di scena che abbiamo scelto è la rappresentazione al Teatro dell'Argine, da parte della compagnia del Teatro dell'Argine, in scena con la regia di Nicola Bonazzi. In scena vediamo Micaela Casalboni nel ruolo di Kate e Giulia Franzaresi nel ruolo di Dorra. Dunque, di cosa parla questo testo? Tutta la scena si svolge in un ospedale in Germania. Abbiamo già detto che ci sono soltanto due personaggi, che sono Dorra, sono di età differenti, ecco, non è specificato esattamente, ma probabilmente Dorra è più giovane di Kate. Dorra è una ragazza bosniaca che è ricoverata in ospedale dopo aver subito una violenza da parte di una milizia, da insomma un gruppo di uomini durante la guerra nei Balcani. E il secondo personaggio è Kate, una psicologa statunitense che appunto ha in cura la ragazza. Tutto il dramma si svolge al chiuso nell'ambiente di questo ospedale, quindi l'ambientazione resta quella. E nel corso del dramma vediamo la relazione tra le due donne farsi sempre più intensa. Inizialmente è solo Kate che parla, Dora si rifiuta di parlare, a parte dei momenti in cui è in preda a dei deliri e rivive i traumi subiti. Inoltre Dora è incinta e vive questa gravidanza con profonda sofferenza. Il dramma procede seguendo l'evoluzione della relazione delle due donne, quindi sostanzialmente un dialogo con delle aperture nel monologo da parte di entrambe. Sentiamo Kate condividere con il pubblico i suoi appunti di lavoro sulla sua paziente Dorra e anche sulla sua esperienza in Bosnia, sulle sue considerazioni sulla guerra in Bosnia. E invece Dorra, in appunto dei momenti in cui monologa, racconta a Kate invece del suo paese e delle sue contraddizioni, quindi appunto si addentra nel raccontare i conflitti interetnici dal punto di vista degli uomini, ecco, per come lei costruisce il ritratto degli uomini dei Balcani. E nel corso del testo veniamo a scoprire che in realtà Kate si è recata in Bosnia in qualità di psicologa a supporto di un'equipe che aveva il compito delicatissimo di trovare le fosse comuni per aprirle e catalogare tutto ciò che appunto c'era al loro interno, e in modo che fosse il più possibile utile alle indagini, quindi un compito delicatissimo e molto molto duro.
Il ruolo di Kate, della psicologa, doveva essere vigilare lo stato di salute degli operatori coinvolti in questo compito durissimo, ma scopriamo che è proprio lei a un certo punto ad abbandonare questa missione. E quindi la ritroviamo con Dora dopo che questo è già avvenuto. Inoltre la sua relazione con Dora si fa sempre più difficile perché a un certo punto scopriamo che per lei proprio il corpo di Dora è effettivamente il campo di battaglia dove si è consumata la violenza. Proprio come la terra delle fosse comuni che lei ha assieme ai suoi colleghi ha riportato alla luce, e il feto che Dora tiene in grembo rappresenta per lei qualcosa che si sente chiamata in modo chiamata a salvare, in un modo in cui non riesce a liberarsi di questa responsabilità. Quindi la relazione medico-paziente, il paziente vediamo che si ribalta perché sarà Dora a sostenere Kate e a cercare di aiutarla a uscire da questa visione in cui si sente soffocata da una responsabilità che effettivamente la schiaccia. Adesso volevamo appunto leggere un estratto di una scena dove è Kate, sentiamo Kate che parla al pubblico. Allora, io interrompo la condivisione. Ecco, mi metto in presentazione io, così possiamo condividere la lettura. Allora, La donna come campo di battaglia di Matei Wisniewicz. Kate nella sua stanza fuma. Il suo viso ha qualcosa di sfigurato, la si riconosce appena. Sul tavolo, aperto, il suo giornale. Se siete in una foresta intorno a Srebrenica e scoprite in una radura, disseminati su 10 metri quadrati nell'erba, i seguenti oggetti: 247 rivetti, una dinamo per biciclette, una tettarella, un casco delle Nazioni Unite con le lettere UN quasi completamente cancellate, 2 pezzi di una barella, 3 pacchetti di sigarette Ronil, 11 bottiglie di birra croata vuota, una sveglia scassata, un tubo di dentifricio appiattito, un filo spinato della lunghezza di 3,5 metri, un calcio di fucile, un sacco di plastica pieno di patate marce, una t-shirt sulla quale c'è scritto Elvis, una cintura militare completamente annerita, in pelle, dalla quale hanno levato il moschettone utilizzato per appendere le bombe a mano, una cartolina con l'immagine della Torre Eiffel con qualche riga illeggibile scritta sul retro. Dunque, se siete in una foresta intorno a Srebrenica e trovate tutto questo disseminato nell'erba, c'è una possibilità su 2 che siate in prossimità di un carnaio. Dora entra. La sua pancia è molto più evidente dell'ultima volta. Ecco, grazie Luca. E come vediamo si tratta di un elenco che è una forma di scrittura che quest'autore utilizza molto. Quindi appunto pur essendo un elenco di oggetti, ecco, senza commento, riesce comunque a creare un'immagine molto molto potente. Nel secondo estratto invece sentiamo la voce di Dora e ci troviamo in un momento in cui Kate e Dora stanno dialogando e Kate ha appena chiesto a Dora se tornerà nel suo paese, e questa che leggeremo è la sua risposta. Vuoi sapere qual è l'immagine del mio paese che porto dentro di me? Vuoi saperlo? Il mio paese ha l'immagine di un soldato ubriaco con l'espressione stupita che asciuga il suo pugnale sulla gamba dei pantaloni militari e lo mette nel fodero. Poi sputa sul cadavere dell'uomo a cui ha appena tagliato la gola. Il mio paese ha l'immagine di un vecchio che esce dalla colonna dei rifugiati e si sdraia sull'erba per riposarsi, nell'erba che nasconde una mina antiuomo. Il mio paese somiglia ad una madre che nota che all'uniforme del figlio morto manca un bottone. Si affretta a cucirlo prima di sotterrare suo figlio.
Il mio paese è questo padre che fabbrica ogni giorno una bambola per sua figlia di 7 anni, morta da 304 giorni. Il mio paese è un soldato che mescola in un bicchiere da cognac, del raki, del vino, del whisky e altri alcolici che gli capitano a tiro. Si chiama fighting cocktail, poi beve e va al suo posto in trincea. Il mio paese è questa nonna che deve fuggire dall'avvicinarsi delle truppe e che, prima di andarsene, abbraccia la soglia della sua casa. Il mio paese è un vecchio contadino che guarda i soldati entrare nel suo villaggio e che chiedono: siete dei nostri? Il mio paese è questo rifugiato musulmano morto in un villaggio ungherese in cui non ci sono cimiteri musulmani e in cui nessuno sa come seppellire i musulmani. Il mio paese ha l'immagine di una delle bestemmie più diffuse, nome di Dio del cazzo. Il mio paese è questo quartiere residenziale di Vukovar ribattezzato la strada dei carri bruciati. Il mio paese è questa scritta che si vede ovunque a Sarajevo: pazzi, sniper, attenzione, sniper. E sempre a Sarajevo la minestra offerta dalla Croce Rossa, ecco il gusto del mio paese. Il mio paese ha, più precisamente, l'immagine di 3 soldati che pisciano sulle rovine fumanti della casa che hanno appena distrutto. Oppure l'immagine di un soldato che scrive su una porta, con uno spray di vernice rossa: qui è Serbia. 2 settimane dopo, altre parole coprono le prime: qui è Croazia. Questo è il mio paese. Un soldato di 18 anni a cui piace divertirsi e che, così come sulle buste di minestra istantanea, sul suo collo ha tracciato una linea e ha scritto: tagliare qui. Bene, grazie ancora Luca. Come sempre non vogliamo rivelare troppo dei testi che condividiamo e quindi vi invitiamo a leggerlo per scoprire come si sviluppa il legame tra queste 2 donne. Questo testo insomma, presenta una bella prova per 2 attrici, appunto di età che possono essere diverse, una un po' più giovane e un'altra, un po' più avanti nell'età, anche a livello produttivo appunto, l'ambientazione è molto semplice, quindi, speriamo che questo suggerimento possa incuriosire anche chi sta cercando un testo da mettere in scena. Bene, adesso ho il piacere di passare la parola a Luca, che vi parlerà del secondo testo che abbiamo scelto di condividere stasera. Si tratta di Mio eroe di Giuliana Musso. Adesso Grazie. condivido le indicazioni. Grazie, grazie Viviana. Parliamo di questo testo, no? Come anticipato, di Giuliana Musso, Mio eroe. È un testo che vi consiglio caldamente di leggere, come tutti i testi che vi proponiamo, meglio ancora se ce n'è l'occasione e l'opportunità, no? Poterlo gustare a teatro. L'edizione è quella di Scalpendi del 2021. Una panoramica, alcuni cenni biografici sull'autrice. Giuliana Musso nasce a Vicenza nel 1970, è attrice, ricercatrice, autrice e si specializza negli anni nel cosiddetto teatro di indagine. Drammaturgie che nascono cioè dalla realtà, quasi da un'azione giornalistica di inchiesta, di denuncia. Riceve numerosi premi, riconoscimenti, tra i quali ricordiamo il Premio della Critica 2005, Premio Cassinov 2017 e il Premio Ipazia al Festival delle Eccellenze Femminili di Genova nel 2023. Tra le sue opere pubblicate e tradotte in diverse antologie e riviste, ricordiamo La fabbrica dei preti e Dentro una storia vera, che formano insieme al testo che analizzeremo adesso una trilogia dedicata proprio al teatro di indagine. Di che cosa parla questo testo? Presentiamo adesso Mio eroe. Nell'immagine che ha condiviso adesso Viviana potete vedere proprio Giuliana Musso, autrice e attrice, che qui la vediamo interpretare la terza madre Carla. Ma andiamo con ordine, perché la terza madre? Mio eroe, che è un testo del 2016, è il secondo della trilogia che accennavo prima, parla di guerra e lo fa da un punto di vista particolare, appunto, quello delle madri, quello di 3 madri che hanno perso il figlio. Ora, noi sappiamo
che le parole sono sempre importanti e ragioneremo insieme sulle parole scelte dall'autrice per raccontare questo dolore. I figli effettivamente non sono persi, sono morti e sono morti in guerra. La guerra che qui si racconta, come si accennava prima, è quella in Afghanistan, la missione ISAF che ha visto coinvolti i nostri militari dal 2003 al 2014. Ricordate, era la coalizione internazionale contro il regime dei talebani accusati di aver dato protezione ad Al-Qaeda, che si era resa responsabile degli attentati dell'11 settembre. In questa edizione di Scalpendi è presente un'introduzione dell'autrice, nella quale condivide sensazioni, scrupoli e ad un certo punto 3 pensieri, diciamo così, di approccio alla stesura. Vorrei leggere insieme a voi un piccolo estratto di questa introduzione. Quella notte, a Milano, quando ho lasciato il freno che mi tratteneva dal toccare il tabù dei tabù, la violenza come sistema, perché così già intendevo la guerra, tutte le guerre, l'ho fatto grazie a 3 pensieri che mi hanno raggiunta simultaneamente. Mi sono detta: non è qualcosa che voglio fare, è qualcosa che devo fare. E mi sono sentita sollevata. Poi, se deve essere una guerra, che sia la nostra, quella che stiamo facendo noi, ora. E ho pensato all'Afghanistan. Immediatamente dopo, consapevole della mia estraneità all'esperienza della guerra e della mia inadeguatezza, mi sono detta: facciamo le guerre perché possiamo concepire il sacrificio dei figli. Tutti noi viventi siamo di qualcuno figli e tutti i viventi sono sacrificabili nella logica delle guerre. Le uniche che non lo possono concepire sono le madri. Quindi sono loro, forse, a poter produrre un discorso attendibile sulle guerre. Ecco, in questi appuntamenti ci siamo spesso detti quanto sia importante per chi scrive conoscere la materia che tratta. Giuliana Musso ne è consapevole e ce lo dice: io non ho fatto la guerra, rischio di essere inadeguata nel raccontarla. Ed ecco allora la scelta del punto di vista, quello delle madri, le uniche, ci dice Musso, che possono chiamarsi fuori dalle logiche dei combattenti e degli eserciti e dei loro lessici, delle loro parole, parole di propaganda. Diamo la parola alle madri invece, diamo la parola alle madri dei soldati uccisi se vogliamo discutere di guerra. E Musso, che rispetta la realtà, questo ha fatto. È andata da 3 madri, da 3 vere madri, e le ha intervistate. E anche di questi incontri c'è traccia nell'introduzione. L'incontro di cui parlo è una circostanza concreta, dice ancora Musso, che mette in stretto contatto 2 persone, l'artista e il testimone. A questo proposito, vorrei citare un estratto da una poesia della grande poetessa Emily Dickinson. Questo estratto lo ha trovato Viviana e abbiamo pensato che fosse molto in linea con questa riflessione. Dice Emily Dickinson: «A un cuore in pezzi nessuno s'avvicini senza l'alto privilegio di avere sofferto altrettanto». Dignità del dolore e rispetto nei confronti di quelle voci che quel dolore poi lo portano con sé. Ecco, anzi noi vi chiediamo scusa se ci soffermiamo così tanto su questa introduzione, è che uno degli obiettivi che ci poniamo qui a Storie è quello di sbirciare, no, la bottega dell'artista per capire quali strumenti, ma anche quali sensibilità sono necessarie per portare in scena la realtà. E a proposito di realtà, continuiamo a sbirciare questo processo creativo dell'autrice con un'altra lettura sempre dalla introduzione. L'incontro con la realtà è anche una dimensione creativa, che genera una dialettica inevitabile e costante tra tesi e scoperta, teoria ed esperienza, invenzione e realtà, recitazione e testimonianza, estetica e verità. Nel teatro d'indagine l'autore non è l'unico autore, non è il solo padrone della sua storia, deve imparare a patteggiare, ad aspettare, a rimettere in dubbio le sue tesi, perfino a rinunciare talvolta alle sue aspirazioni. Può succedere, per esempio,
di incontrare persone così addolorate e sanguinanti dal non poter essere toccate dal teatro, o dichiarazioni così perturbanti da non poter essere rivelate. E può capitare, nella sintesi, di dover rinunciare all'irismo di una battuta per dare un senso al silenzio. Grazie, grazie Viviana. E allora conosciamole, queste tre madri. All'inizio del testo ci vengono presentate con il loro nome nell'elenco dei personaggi. Confesso che quando ho letto il testo, accanto a questi tre nomi, Anna, Giordana e Carla, ho voluto aggiungere a matita il nome dei loro figli, Mauro, Stefano e Miki. Perché anche se non compaiono in scena, la loro presenza si percepisce, è viva nel ricordo delle madri, e questa vita, noi pubblico, riusciamo a percepirla tutta, e questo ci rende partecipi del dolore, non solo degli spettatori. Si diceva quanto le parole siano importanti, anche in questo testo. Così per ciascuna madre, in maniera del tutto arbitraria, chiaramente e necessariamente soggettiva, ho provato ad individuare una parola chiave che certo non sarà esaustiva del dolore portato, ma che comunque apre uno scorcio all'interno del dramma che vivono. La prima madre si chiama Anna e la parola che ho individuato è accorgersi. Se penso a cosa ha provato la Madonna a vederselo morire così davanti agli occhi, solo adesso lo capisco. Prima io vedevo Gesù inchiodato alla croce, ma non mi ero mai accorta che quello era un ragazzo che stava morendo massacrato davanti a tutti. Adesso sì che mi accorgo. Adesso mi accorgo di tante cose che prima non mi accorgevo. Per esempio, io guardavo tanto la televisione, perché abitando da sola mi facevo compagnia, ma non mi ero mai accorta di tutti questi film dove si sparano e si ammazzano come se niente fosse. Quando le vedo adesso queste scene, mi verrebbe di andare lì e dire basta! E mi capita anche per strada. Una volta se vedevo un ragazzo in divisa mi sembrava normale, adesso invece mi viene una pietà infinita. Sto quasi male. Ecco, i film alla TV, il camminare per strada incrociando un militare. Il dramma riveste la realtà, o forse la denuda, cioè accorgersi, vedere ciò che prima restava velato. La quotidianità rivela una realtà nuova, o meglio, una realtà che è sempre stata quella, perché possiamo dircelo, quanta violenza c'è nelle nostre società, no? Quanta violenza raccontata, celebrata. È come se Anna si fosse svegliata in un mondo altro, ma che invece è sempre stato lo stesso. Ciò che è cambiato per sempre è il suo sguardo sul mondo. Conosciamo adesso la seconda madre, Giordana, e la parola sulla quale vorrei concentrarmi è proprio parola. Un giorno ho dovuto inchiodarlo in veranda per farmi dire qualcosa. Gli ho detto: Stefano, adesso tu mi spieghi perché vuoi tornare in Afghanistan. Ma che bisogno c'hai? C'hai tutto ormai. C'hai i soldi, i gradi. E lui mi fa: mamma, quella gente va aiutata e basta, è chiuso lì. Poche parole, per non confondersi. Aveva ragione lui, perché le parole adesso mi fanno schifo. Schifo, schifo veramente, che se fossero polpette non le darei da mangiare neanche al cane, che comunque non le mangerebbe. E hanno ben dette di parole quando li hanno mandati in Afghanistan. Primo, prendere Bin Laden. Secondo, fermare il terrorismo internazionale. Terzo, fermare la produzione dell'oppio. Quarto, portare la democrazia. E quinto, liberare le donne dal burqa. Mio marito mi dice di svegliarmi, che cosa pretendo? Mica potevano dire che volevano solo vendicarsi per le Torri Gemelle. Allora, io sarò anche completamente svalvolata, ma 2 conti li ho fatti. A New York quei bastardi terroristi ne hanno uccise 3.000 di persone, 3.000. In Afghanistan, di soldati americani e degli altri paesi, compreso il nostro, ne sono morti 3.600. 3.600! Ma che vendetta è? Ma cosa stai dicendo? Parole, polpette avvelenate.
È come se io per vendicare un figlio ne mando un altro a farsi ammazzare. Un tributo di sangue. L'Italia paga un tributo di sangue. Ma cosa pensano quando dicono queste parole? Io penso a Stefano. Ecco, come se le parole della propaganda, non più accettabili per Giordana, non più digeribili, no? Parla di polpette avvelenate, entrassero in conflitto con le parole di Stefano. Giordana prende atto che di tutti gli obiettivi della missione, a parte prendere Bin Laden, e anche qua, 10 anni dopo, dice, senza neppure poter essere certi che fosse lui, di tutti gli altri obiettivi, sciorinati dalla propaganda, non se ne è realizzato mezzo. E allora queste parole di propaganda soccombono impietosamente davanti a quelle di Stefano, aperte virgolette, quella gente va aiutata e basta. Le grandi parole vuote dei governi contro quelle di un soldato, poche, essenziali, per non confondersi. E di parola ne resta una anche a noi, lettori, spettatori. A me resta la parola perché. Conosciamo adesso la terza madre, Carla, e conosciamo il suo avvicinarsi alla parola eroe. Forse è stata colpa mia. Forse avrei dovuto buttare via anche tutti i soldatini, le frecce, i ninja, le spade laser, le portaerei, tutto. Ma come si fa? Questi nostri figli hanno un bisogno infinito di miti, di eroi. E se noi gli diciamo che l'eroe è il guerriero, loro sogneranno quello, il guerriero che combatte contro il male assoluto. Il male assoluto e il bene assoluto. È una schiacciante riduzione dicotomica della realtà che non esiste. Non esiste il male assoluto. Quindi non esiste l'eroe. Ma come glielo dici? Come gliela distruggi, questa fantasia infantile? Grazie Viviana. Ecco, io non riesco a immaginare parole più potenti di queste, da contrapporre al lessico della guerra e alla sua propaganda. Male assoluto è una locuzione che abbiamo sentito molte volte ai telegiornali, no? In bocca a chi poi i soldati li manda sul fronte. Non esiste il male assoluto e non poteva che essere una madre a ricordarcelo. Più avanti, in questa terza parte, nella quale protagonista è questa madre, scopriamo la reazione di Miki quando la madre, Carla, gli confessa di conoscere nel dettaglio i luoghi del fronte. Mamma, domani vado nel pollaio, no? Gli dice lui. E lei le risponde, ah, vai a Kop Highlander. Lui resta di stucco e le chiede, ma cosa ne sai tu? Lei quasi si lamenta, Miki, tanta segretezza, dice, poi tu sei su internet in bella vista, in una foto col nome del posto. Lui le risponde, mamma, tu non devi andare su internet, smettila non andare su internet. Ok, va bene, le risponderà lei. Lei quel Coppa Highlander lo sa che è un posto maledetto. È come se madre e figlio volessero proteggersi a vicenda, preservando l'uno e l'altra dalla paura di una possibile tragedia. Viviana, questo testo è molto molto potente, come lo sono anche gli altri della trilogia di Giuliana Musso, di questa trilogia. Ma se il nostro pubblico volesse un po' approfondire, no, e avvicinarsi al lavoro di questa autrice, allora, per fortuna, diciamo, in rete ci sono ehm, tanti contenuti interessanti su di lei. Intanto noi ne vogliamo condividere un paio. Nella chat, ecco, vi ho messo il link a un video su YouTube, è un'intervista a Giuliana Musso, in cui sostanzialmente lei presenta la sua idea di necessità del teatro del vivente, quindi racconta come il teatro di indagine si trasforma nel teatro del vivente. È una teoria molto interessante e anche illuminante rispetto alla necessità del teatro nella nostra società, quindi vi invito a conservare questo link e guardarvi il video. E sostanzialmente lei
il suo teatro e quello che lei appunto considera necessario è il teatro del vivente, cioè il teatro in cui il vivente ci sia presente un vivente che è anche, diciamo, un testimone. Quindi in questo testo che Luca vi ha raccontato questa sera ci sono queste 3 madri che sono appunto le uniche che possono parlare della guerra e quindi sono il vivente nell'opera. E invece vi condivido adesso il link ad un'intervista, invece un contenuto testuale, in cui Giuliana Musso espone quello che è un po' il suo percorso e anche ci lascia un po' guardare appunto nella sua bottega, quindi racconta come si svolge la sua scrittura, che è una parte di indagine, di raccolta enorme e rispetto poi alla resa al momento appunto della produzione del testo e dello spettacolo in scena. Quindi è sicuramente un'autrice che ha tantissimo tanta ricchezza da raccontare. Vi invitiamo anche a cercare gli altri suoi testi e quindi insomma questi 2 contenuti sono un po' un assaggio per poter approfondire un po' la sua poetica. Grazie, grazie Viviana per questa condivisione. Non posso che unirmi anch'io all'invito di andare ad ascoltare e a leggere queste interviste proprio per avere uno sguardo, no, su un modo di operare che rispetta la realtà e il vivente. Dunque, sapete che questa seconda parte dei nostri appuntamenti è interattiva, no? Abbiamo il piacere che possiate mettere mani alle tastiere perché stiamo per farvi una domanda. Prima di farlo, però, ricordiamo, Viviana, quali sono i prossimi appuntamenti di Matearium. Dunque sì, brevemente sono aperte le iscrizioni a 2 percorsi online che adesso condivido. I prossimi eventi sono Scrivi con metodo, è un percorso online di 8 incontri, si svolge dal 6 febbraio al 27 marzo e è un percorso di classe a cui si partecipa portando un proprio progetto di scrittura teatrale e che può essere appunto, anzi che deve essere a un livello ancora embrionale e lo si sviluppa nel corso appunto di questi 8 incontri. Quindi alla fine di Scrivi con metodo ci si ritrova con il proprio progetto di scrittura che è sviluppato e anche con un metodo che tappa per tappa viene appunto applicato a ogni progetto che è condiviso appunto insieme con la classe e quindi si impara anche un metodo di scrittura. Se avete curiosità, voglia di approfondire, scriveteci a info@matearium.it. Le iscrizioni sono aperte in questo momento e ci sono ancora dei posti liberi. Il secondo corso è il corso base di scrittura teatrale, anche questo online. Si tratta di un percorso teorico di 6 lezioni dal 10 febbraio al 24 marzo e in ogni lezione si affronta diciamo un argomento, 1 o 2 argomenti della base della scrittura teatrale si impara dai grandi maestri e dalle grandi maestre della scrittura, perché appunto leggiamo dei brani e ricerchiamo questi principi fondamentali della scrittura all'interno dei testi e oltre ad essere un percorso teorico c'è anche tanta pratica, perché facciamo degli esercizi sia in classe sia proposti per casa. Quindi se avete curiosità, se avete voglia di saperne di più, scriveteci a info@materium.it. Grazie Viviana, quindi mi raccomando teniamo sempre monitorato il sito di Matearium per non perdere nessuna delle tante iniziative proposte
E adesso siamo arrivati al momento più interattivo. Vi chiediamo di mettere mani alle tastiere per condividere con noi una riflessione, no? Che noi poi vi poniamo come domanda. Tranchant, difficilissima. Ma no. Allora, diciamo che siamo partiti proprio dalla considerazione che ha fatto Giuliana Musso in merito ai punti di vista e alla opportunità, no, di avere il diritto di raccontare una storia. Secondo voi, vorremmo chiedervi, ci sono dei punti di vista sui fatti del nostro tempo che sono trascurati perché magari considerati marginali o poco importanti, ma che invece dovrebbero essere portati alla luce del teatro, alla luce dal teatro o dalla letteratura? Come Giuliana Musso che si è chiesta chi può davvero parlare di guerra. Quindi quello che vi chiediamo è proprio questo. Quali sono secondo voi i punti di vista a cui il teatro dovrebbe dare voce? Ecco, adesso vi linkiamo la domanda anche, ve la riportiamo in chat. Ecco, abbiamo fatto tutti e due, Luca, benissimo, è pubblicata 2 volte, beh, meglio 2 che nessuna. Eccola qua. Ecco, Viviana, mentre il nostro pubblico, no, ci ragiona e magari comincia a scrivere, e se ti facessi a te questa domanda? Allora, per me, dovrebbe essere portato alla luce il punto di vista delle adolescenti e degli adolescenti sulla salute mentale in questo paese, in Italia oggi. Perché in questo momento è un punto di vista sicuramente trascurato su questo tema, ma potrebbe rivelarci molto e è anche doveroso ascoltarlo, ecco, secondo me. E quindi per me la letteratura e il teatro potrebbe occuparsi e provare a dare voce a questo punto di vista. Questo è il mio pensiero. Che tra l'altro è condiviso anche da Patrizia, la quale ci dice che secondo me il punto di vista dei bambini e dei giovani adolescenti E anche da interessati, Martina, e anche grazie. Martina, esatto. Tra l'altro bambini e adolescenti secondo me sono un punto di vista eccezionale per raccontare la scuola nel suo insieme. Spesso quando si racconta la scuola si utilizzano, consentitemi questo termine, i corpi, le menti dei giovani, ma difficilmente il racconto passa attraverso il loro punto di vista. Io ho parlato di scuola, tu hai parlato, no, di disagio, no, e Di salute mentale, di sì. salute mentale. Sarebbe interessante chiedere sia a Patrizia che a Martina, ma in generale a tutti i nostri amici e le nostre amiche, per raccontare quale aspetto della realtà, no? Perché è importante legare il punto di vista poi a che cosa viene visto e quindi poi raccontato. Sì, ad una finestra, a qualcosa che ha bisogno di essere indagato, appunto come un po' abbiamo cercato di fare oggi, trovare dei testi che potessero avvicinare, no? Qualcosa che viene considerato lontano, che viene appunto come può essere una guerra di cui leggiamo sui giornali, grazie al teatro e a un grande lavoro di indagine, di ascolto e di ricerca, si riesce a affacciarsi a questa finestra e a conoscere di più di qualcosa che è sentito come lontano. Tra l'altro il punto di vista dei due testi che abbiamo visto oggi sono entrambi punti di vista femminili. E anche questo è un Sì. aspetto interessante. Vedo che la chat continua a proporci risposte.
Martina scrive: sarebbe bene dare la voce a chi per problemi mentali vive ancora lo stigma, quindi a chi proprio lo stigma lo vive su di sé. Come Letizia, che ci dice che concorda e aggiunge che il punto di vista degli immigrati arrivati in Italia negli ultimi anni. Sì, che appunto Martina aggiunge che c'è tanta paura e diffidenza verso il diverso e quindi il punto di vista, la voce di chi è diverso non viene ascoltata, non viene compresa, non si fa un esercizio di ascolto e traduzione, ecco, di chi è considerato diverso. E sarebbe interessante, Martina ci dice appunto, no, che il diverso fa paura, sarebbe interessante scorgere il punto di vista di chi questa paura la prova, con tutte poi le reazioni, no, connesse. Patrizia, la visione del futuro, del loro futuro, in un periodo così difficile per violenza e insicurezza. Ah, certo, sempre parlando di adolescenti. Tra l'altro sappiamo che il nostro paese spesso relega un po' all'ultimo posto i giovani in generale, gli adolescenti, l'infanzia, i bambini. Sarà perché siamo un paese piuttosto anziano, sarà perché siamo poco abituati a essere lungimiranti e a proiettarci nel futuro, forse a volte un po' troppo concentrati nel presente. E quindi effettivamente il punto di vista dei giovani in un mondo così ricco di contraddizioni e anche di violenza è sicuramente un punto di vista importante. Chissà, forse ci fa anche paura a noi adulti a volte indagare questo punto di vista, no, così particolare. Ah, certo, perché può essere rivelatore. Scrive Eleonora: ultimamente mi è capitato spesso di imbattermi in storie di madri surrogate, fecondazioni eterologhe, banche del seme e così via. Noto che il punto di vista è sempre sui genitori, ma mai sui figli ora cresciuti. Ecco, questo è molto interessante. Sì. Invece ci sono anche delle associazioni che riuniscono questi figli per dare risposta alle molte domande che si pongono sull'identità, ma il loro punto di vista non è mai tenuto in considerazione in questi dibattiti, mi sembra molto interessante. Anche a noi, Eleonora, sì, è molto interessante questo che dice, è proprio una controparte dimenticata nei dibattiti, diciamo, a cui viene data molta importanza e con anche molta retorica, ecco. Tanta retorica, quanto spesso, no, ci sentiamo dire, ma bisogna tutelare prima di tutto i bambini. Ma chiediamoglielo, cosa intendono loro per tutela? No, cosa che spesso invece, ahimè, non viene fatta. Sì, ci sono proprio dei discorsi in cui certi punti di vista sono, come dire, censurati, ecco, e quindi è interessante invece, sarebbe interessante scoprirli. Mi viene in mente un altro punto di vista particolare, è quello dei genitori di figli omosessuali. Spesso quando si parla di, in generale, no, di mondo LGBTQ+, si contrappone spesso, no, questo mondo al concetto di famiglia, dimenticando, no, che ci sono famiglie, che esistono addirittura associazioni di genitori di figli omosessuali e già solo la loro presenza e questo particolare punto di vista smonta in un nanosecondo questa finta contrapposizione famiglia, no, contro mondo, diciamo, arcobaleno. Chiara ci scrive, secondo me il punto di vista delle donne che vivono questa condizione tutti i giorni sulla loro pelle, sia per la guerra che per l'essere donne in un paese che ha cultura e norme differenti dalle nostre, soprattutto adolescenti, donne giovani, ricollegando a ciò che diceva Viviana. Sì, Interessante, no? Questo punto di vista femminile su un tema così forte e un punto di vista che non sempre ha voce, che non ovunque ha voce e che spesso quando ce l'ha è una voce che viene in qualche modo un po' distorta.
Per questo ribadisco che sono contento che il punto di vista che abbiamo individuato entrambi nei due testi di oggi sia un punto di vista femminile. Bene, direi che no, il nostro pubblico, le nostre amiche e i nostri amici di Matearium si sono dati da fare. Sì, vi ringraziamo. Vi ringraziamo per queste così, riflessioni, per questa condivisione di questi nuovi punti di vista. Bene, se Care non ci amiche, sono forse sì altri interventi, direi che possiamo salutarci. possiamo salutarci, ringraziare come sempre tutto il nostro pubblico, sempre affezionato, e questo non può che farci piacere. E vi invitiamo chiaramente a continuare questa ricerca ed eventualmente anche condividere poi i risultati di questa ricerca con noi. Sapete che la pagina di Matearium è sempre attiva e ci piace fare in modo che questi incontri siano il più possibile interattivi, che non siano unidirezionali, ma che possano in qualche modo anche i futuri appuntamenti prendere vita grazie ai vostri contributi, e questo è già successo, ci fa piacere, continuerà a farci tanto tanto piacere. Grazie. Grazie anche a te Patrizia per la tua partecipazione e grazie a tutte e a tutti. Ci Bene, vediamo per il prossimo appuntamento di Storie sul Pezzo e mi raccomando, tenete sempre monitorato il sito di Matearium proprio per non perdervi le attività proposte. Buona continuazione d'anno a tutte e tutti. ciao, arrivederci. Arrivederci, grazie.